Un'anfora attica a figure nere risalente al 500 a.C. e attribuibile al cosiddetto gruppo di Leagros, al quale si attribuiscono vasi prevalentemente caratterizzati da figurazioni di carattere eroico, spesso tratte dai poemi omerici. L'anfora, sequestrata nel settembre 2022 dai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, è stata consegnata al direttore regionale dei Musei del Veneto, Daniele Ferrara, presso il Museo Archeologico Nazionale di Venezia. Il prezioso reperto presenta sul lato principale la raffigurazione di Apollo Citaredo stante tra due muse. Il lato opposto ritrae al centro un guerriero stante munito di elmo e scudo rotondo, fiancheggiato da due arcieri. Sul fondo esterno è presente un segno alfabetico graffito post cottura. Si tratta di un dettaglio raro, verosimilmente connesso alla fase di commercializzazione del prodotto. Secondo la normativa vigente, sui beni archeologici provenienti certamente o presumibilmente dal territorio italiano si prevede una presunzione di appartenenza allo Stato.